Donate le cornee di Stefano Bottaro, il 61enne di Vigonovo, morto dopo essere rimasto schiacciato da un muletto del peso di oltre 600 kg la sera di lunedì scorso nel piazzale della ditta MC Transpel, dove da 5 anni lavorava come autista di tir. A deciderlo i familiari, che hanno scelto di trasformare il dolore in un ultimo grande gesto di generosità, come riporta il sindaco, che in mattinata ha incontrato sia la sorella che la mamma di Stefano nella loro abitazione di Tombelle, frazione di Vigonovo. Tombella è una comunità molto calorosa e speriamo appunto che anche in questa occasione il conforto dei concittadini possa essere d'aiuto per tutti loro. Resta da sciogliere il nodo delle responsabilità sulla dinamica di questa ennesima morte sul lavoro, se ci sia stato il pieno rispetto delle norme di sicurezza oppure se la tragedia sia maturata da una ingenuità dello stesso 61enne costata la vita. Un gesto forse azzardato, quello di caricare il transpellet elettrico di quasi 7 quintali sopra il carico di scatolone e scatole con dei libri fotografici per un mobilificio che da Loreggia era destinato ad una ditta della Toscana. C'è poi un altro punto interrogativo. Perché il tir, già pronto a partire con il carico dal Padovano, avrebbe dovuto fare tappa nuovamente a Tombelle invece di dirigersi direttamente verso Firenze? Intanto si resta in attesa che il magistrato disponga la riconsegna del feretro per fissare la data dei funerali.